Questa volta è buono il segnale, si avvantaggia subito Elton Francis numero 3, nei Esmeralda confronti Griff, di Emanuela squalificato. Caff che parte benissimo con Numero il 1 10. Ele Lamborghini, squalificato. Vediamo ora il passaggio ai 200 metri con all'esterno Etihad 7 che cerca di farsi luce, ma l'andatura imposta da Elton Francis è piuttosto sollecita. E così si accoda in quarta posizione Etihad 7, mentre davanti a tutti, dopo 400 metri in 30 e mezzo, è sempre il numero 4, Elton Francis. Percorsi esterni, vediamo Int Breed che si fa luce. Lo aggredisce Int Breed su Elton Francis, ma rimane all'esterno, non riesce a, evidentemente Elton Francis intende corrersela al comando e ha detto di no all'avversario che ha rinunciato, è rimasto all'esterno. Intanto 1-1-3 il passaggio agli 800, c'è quindi andatura abbastanza sollecita e ora c'è il tentativo in terza corsia da parte di RS Dorial Mail che avanza gradualmente, si porta in breve sui primi e raggiunge in seconda posizione Emanuela Caff. Un giro alla conclusione, un parziale ora in 14-4 con RS Dorial Mail che spinge. Siamo ora a 700 dalla conclusione con Elton Francis che però non si lascia avvicinare. Altro parziale sollecito in 15. Seconda posizione per Emanuela Caff, all'esterno RS Dorial Mail. Lungo la corda c'è Exelon Dial. Poi gli altri con tentativo, sembra di Eco Gual e dell'Eboro di Harry. Vediamo intanto in vantaggio sempre Elton Francis all'ingresso in retta d'arrivo. Elton Francis che cerca la difesa nel finale contro il tentativo di Leboro DR. Leboro DR che nel finale passa e vince su Emanuela Caff. E ancora al terzo Elton Francis. La vittoria quindi per uno dei due più appoggiati è Leboro DR e Pietro Gubellini, che sul traguardo emergono nettamente. Emanuela Caff dovrebbe aver battuto sul traguardo Elton Francis. Andiamo a rivedere Elton Francis a 100 dal palo, è ancora in vantaggio, ma deve subire l'arrivo di Leboro DR che piomba su Elton, lo piega già ai 20 metri conclusivi e per il secondo Emanuela Caff ha ragione a sua volta di Elton Francis, mentre per il quarto e quinto sono sicuramente il numero 9 Exelon Indele e il numero 6 Elistep a conquistare il quarta e quinta moneta. Dunque 11-10, 4-9-6 come dice anche la sovraimpressione della nostra regia. Andiamo a rivedere il bel primo piano di Leboro DR che torna così alla vittoria dopo un periodo davvero difficile. Pietro Gubellini lo guida al meglio per conto di Fausto Barelli, per il quale raddoppia anche in serata, questa volta scuderia del Rinoceronte. Pietro Gubellini, Fausto Barelli.